to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you do. The movement you need is on your shoulder. Na 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 na, yeah. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin, then you begin to make it better, 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 make it. Oh, na 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 na. Hey Jude. Na 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 na. Na 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 na. Hey Jude. Buongiorno Italia. Faccio adesso che a Google Maps hanno implementato la demenza artificiale. Cosa succede? Se c'è un pochino di traffico, magari causato dal semaforo, ti butta dentro strade assurde per poi ritornare dentro. Quindi quando sei in certe situazioni togli lo zoom e vedi di arrangiarti. Il Tesco è uno dei supermercati tipici, c'è anche in Scozia. Guarda, alberi colorati, perché rosa è il colore del cuore. Che forte anche questa. Oh, tutte proprio le tengono. I semafori nelle rotonde. Vabbè, forse avevano le idee un po' confuse, porca troia. Bristol. Va che forte, tutta una collina. Bristol. Era l'autobus di Kawasaki a 2 piani. Forte! Castelletto a Bristol. Cesa de Bristol. Cose odiose del traffico, il semaforo dura tipo 5 secondi, ma soprattutto vedi, questa è un'uscita normale come quelle europee, cioè tu sei nella tua corsia e se vuoi giri ed esci, mentre la maggior parte, il Castello Zion, mentre dico la maggior parte no, cioè ti mandano fuori che tu neanche non te ne accorgi e dopo all'ultimo devi buttare le frecce per ritornare in corsia. Oh, today it's a lovely sunny day. Oggi è proprio una bella giornata, soleggiata. Guarda dov'è la Pula col Velox, hai visto? L'addio caro, dal ponte T-Velox. Che alti i camion qua, ma non hanno paura, cioè, del vento, delle curve. Pausa melino. Guarda campers,
tutti inglesi, io sono l'unico foresto, perché di tutti i camper e le roulotte che ho visto sono tutti targati UK. Prima che non mi dimentico, mi è venuto in mente così mentre guidavo, se ti viene quella mezza idea di provare l'haggis, che è il piatto tipico nazionale scozzese, ricordati che è composto da cuore e polmoni di piegora cucinati dentro le budella. Oh, da Jesolo a qua tutta i 70 è un relax indescrivibile. Worcester, la città della salsa Worcester. C'è da ricordare che anche qui ho fatto tutto il viaggio gratuitamente in autostrada. Si paga ovviamente solo in Italia e la vignetta in Austria. Ma capirai, stiamo parlando di 9 euro al giorno. Tanti campi de colza, tanti. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Stenta il vostro. Salite dell'82%, Google Maps a volte si vede un coglione. Pecore e mucche. Va bene dai, ora che il sogno di passare in mezzo ai paesini e campagne è stato realizzato, penso che potete anche rimandarmi in autostrada. No, bello così. Guarda che paesini, guarda, anche là. Per strada è tutta una fattoria. Wow, guarda che bel tempo che si sta preparando. Io Understorm, tatan, saluta il van life. Perfetto, dovevo pulire lo schitto. Oh, this is little grandine. Basta che sia little, ok? Io, tu e la piova. Mamma mia, ste salite, ste discese. Che colori piacevoli i fiori. Chissà come li interpreta il telefono. Paesino Shrewsbury. Che bello vedere le bandiere l'Inghilterra nei paesini. Questa è l'identità che ti dicevo. Guarda, questa è Inghilterra, non come in Germania che è metà Arabia e metà Africa. È proprio un quadretto con sti colori, con sti alberi strambi. Battlefield, come il videogioco, questa è proprio Inghilterra, cioè è Inghilterra dall'inizio alla fine. In fondo hanno sputtanato solo le grandi città, se andiamo a vedere Londra, Manchester. Campi e tanti campi. E niente, il meteo gasti sbalzi di umore come le femmine, va che mi stiedi. Che è sta roba? È una accesa. Guarda che casino. E rotonde con 200.000 semafori e tutti che gli fa in contromano. Allora, un altro waiteroso, ma ne mezzava piccolo indiano, sono ancora che scoreso. Oh, che posti! Tutto strambo, tutto strambo, tutto inglese proprio, guarda che roba. Qua cos'è? Guarda che robe. Ste cese immense. Qua una chiesa, una church ed eccoci qua. Arrivati a Chester. Vedremo bene poi il parcheggio, in teoria ne ho segnato uno grande, però dubito perché è troppo vicino al centro. Guarda le casette mentre dico dubito. Eccolo qua, speriamo bene. Guarda, tutto strapieno, anche i campers, castellos. Fantastico, trova posto adesso, vediamo, preferirei riuscire a starci dentro qua. Se ci stessi qua sarebbe il top, sarebbe un topo. È un parcheggio almeno questo. Il van life si era messo qua prima che non bestemo. Momentaneamente qui, adesso vado a vedere in giro. Qui è perfetto, anche il culo per uscire, dai che mi muovo. No, sarà il massimo, ma almeno ci gustiamo Chester. Hello madame, a little bit. And where? Listen. Yeah. Thank you very much. I found another one. Thank you. Where are you from? Italy. Oh, Italy. My partner's is family from Sicily. From Sicily. Yeah. Very beautiful country, Sicily. Yeah. Bye. Thank you. Che gentile la signora, ha detto guarda che col culo fuori là nel coso ti danno la multa, sono 70 pound, sono più di 80 euro. Però se ti occupi 2 poste auto non ti fanno un cazzo. Ho letto che davano le multe. Qua in teoria va bene, ho preso appunto 2 posti auto. Loro preferiscono che prendi 2 posto auto piuttosto che esci col culo in una aiuola di cemento che non serve assolutamente a nulla. Tipo i crocchi, così, ma siamo tutti uguali, capito? Siamo tutti uguali. Tipo i crocchi inteso come mentalità, perché i crocchi anche in Italia. Vamos, speriamo in carità, ci sono altri camper parcheggiati così.
Oh, questo addirittura con Cunei e Gradino. Questo qui sarebbe il castello di Chester, ma visto da così partina fabbrica, con tutto rispetto. Questa invece è l'università di Chester. Ti addita che parla fabbrica. Per i colori, fioi, il tempo è quel che è e sono le 5 passate, quindi ormai qua o è una chiesa riciclata o è una chiesa sponsorizzata. Sì, esatto. C'è una chiesa che è diventata un po' un negozio. Sì, questa è la famosa via a 2 piani, guarda. Vedi, ci sono tutti i negozi su 2 piani, hai visto? Sia a sinistra che a destra. Figonata. Sì, è spettacolare. Non so se posso salire qua, che non mi strambo da che altra parte, però ogni tanto guarda che sei terrassine per fare Giulietto e Romea. È forte, è stranissimo, è stranissimo, è stranissimo. C'è proprio il concetto di avere 2 vie sopraelevate. Veramente spettacolare, fiori. Cioè, guardate, ogni via è disposta su 2 piani. È bellissimo, veramente colpisce per la sua particolarità. È un paesino semplicemente assurdo. Sono perfettamente consapevole che in video proprio non rende niente. Cioè, manca quella fuschia, quei razzi di luce. Cioè, il telefono e anche la Sony veramente stanno castrando tutto. Mostruosa ed infinita, veramente. Stupenda, stupenda, e continua sempre tutta su 2 piani. Questo è uno degli infiniti locali che troverai nel Regno Unito, costruito dentro una chiesa sconsacrata. Questo è un po' più, magari vedi a frichettoni all'entrata, vedi che ti guarda la guarda dietro le code per entrare nei pub. Mi ricorda tanto la gioventù quando si andava nei pub, che c'era il butta fuori, musica alta, però adesso queste cose non mi attirano proprio, assolutamente, zero. Un addio al cosato, infinitamente oltre le mie aspettative. Sicuro che lo vedo il display del telefono, proprio non c'è paragone, non c'è paragone. Più forte anche il discorso che ti fermano i ragazzi e le ragazze per fare le foto, i video assieme. Mi ricordo i vecchi tempi in Scozia, veramente era tutti così. Ad ogni modo, dal vivo si intende, è infinitamente meglio di quello che mi aspettavo, di quello che vedevo nelle foto, infinitamente più bella e infinitamente più grande. Quella è la famosa mura con l'orologio, e se ti giri a sinistra, intanto guarda che vo piano per non farvi imbriagare da casa, guardate che razza di palazzoni bellissimi, stranissimi, strambissimi, e quella è l'abbazia. Guarda l'abbazia, non sta a guardare i tipi. Sei tra te che parlo? È inutile che faccio le tracce di comotto, che dopo faccio tutto a caso. No, ho detto che magari che non abbia orari l'abbazia, andiamo a vedere prima l'abbazia. Infatti il nonno ha appena chiuso il cancello in questo momento, oppure la sera perché non fesse corrente d'aria. Che robe, fioi, che paese! Cioè, una roba pazzesca, veramente pazzesco. Mamma mia. Guarda che rassa decisa, guarda, perché è l'abbazia, te avevo piano in alto, che spettacolo, fiori. Io adesso non vorrei bestemmiare e dire cose che non vanno bene, ma secondo me ha colpito molto di più Chester di Edimburgo, che in scozzese si dice Edinburgh. Ah, niente, ultima entrata alle 5:30, adesso sono le 6:10. Manca se faccio finta dei pommi. Allora, it's not possible to entry. I don't think so. Well, there's like a concert on, but I've like... Ah, it's closed. Yeah. Ah, ok. Thanks in anyway. Bye. Yeah, sorry. Vediamo come mi gira, forse stiamo qua, ci torno anche domani. Che ci crediate o no, questo è il municipio. A faccia del municipio, zio gatto. Come quello era Clea Compagno, identico. Questo qui è un regalo che ha fatto lo zoo alla città di Chester. Vabbè, comunque non è affatto come la fanno vedere su internet, i paesi devastati dagli extracomunitari e dai musulmani. Sono solo le grandi città, cioè tipo Londra, ok, puoi dire è una città musulmana, Parigi, quelle cose lì, ma non, il resto no, guarda, tutti inglesi qua. 99% inglesi, mi pare di essere in Inghilterra qua, fioi, veramente. Centro commerciale, cinema e mercato. Guarda qua, qualcosa di utile. Come lavorare meglio? Fai una cosa alla volta. Conosci il problema o analizza il problema. Impara ad ascoltare, impara a chiedere.
distingui le cose sensate da quelle insensate, accetta i cambiamenti come inevitabili, ammetti gli errori, di che è semplice, sta calmo e sorridi. Ma soprattutto non sta avere l'Alzheimer, perché per ricordarsi tutte queste robe qua. Il segnale come quello di Firenze? No, non credo. Mercato di Chester. Quanta figa in minigonne, fiori non avete idea. Sì, tutte brutte perché so, qua è brutta, non è affare mia. Dicevo al mio amico Roberto che uso Komoot o comunque anche Google Maps, è indifferente, persino per le camminate ora, perché quando si va nei posti lontani si rischia veramente di passare a fianco alle cose fighe, tipo, non so, anche il mercato di Chester. Io me l'ero segnato sul Komoot, ma mai mi sarei pensato, se non avessi guardato il telefono, di girare dentro là, hai capito? In più, guarda le cabine del telefono, una volta mentre dico in più, dico ancora il telefono dentro. Non fai chilometri per niente, cioè invece di fare zig zag, sai quanti chilometri devi fare e ti fai tutte le cose giuste senza ripassarci 2 o 3 volte. Ti dico, come atmosfera, un po' la gente, i negozi locali, ti dico che già qua siamo tali e quali alla Scozia. Come puoi vedere ci sono tutte queste infinite attività, piccole attività con sempre questi colori, questi arredamenti molto particolari, sempre abbastanza consumati, l'ho detto e lo ripeto, abbastanza anche sporchi, perché insomma non è proprio nella loro cultura, a parte vabbè quei posti, sai, quelli chic col buttafuori all'ingresso eccetera, non è proprio nella loro cultura essere puliti e ordinati, insomma, ecco, stilosissimo comunque. Queste sono le mura di Chester, se non c'è un'uscita ci vedremo nella prossima città. No, ma sul serio che sarà un'uscita? Guarda, sto building, non l'avresti mai detto, è del 1882. Senti che bora di Trieste che tira. Cos'è qua? Una scala? Dove c'è una scala io devo andare. Ah, cos'è qua? Ah, siamo in un osservatorio militare. Da qua vedevi l'autostrada e sto ciliegio, il tipo che sei e sto passo qua che sconde i nemici che arrivano. Che forte, come la SEO, guarda qua, attento cosa c'è, a parte Augusto Pisceria, guarda qua, una patateria, vedi tu qua fa solo che patate, fritte, lesse, come che te voglio. Guarda qua, cassetta del apposta, cassetta del re. Niente, io incantato, continuo a girare all'infinito e in questa veramente bellissima città ti si guarda sempre e pippe là con le gambate fuori, che gli è brutte. Cioè ti vedi tutte e tirai in cincio, ma è brutta e forte, fidate. Però anche questa Fioi, come le altre, è una grande città e quindi mi fa sentire un po' sperduto. Cioè io mai ci vivrei qua, insomma, con tutto il rispetto. È bello secondo me andarci con gli amici, far batteria, perché un sacco di locali stupendi. Però 1883, anche bravi, anche ordinati, mette sempre le date dappertutto. Ok, al di fuori della città ho quella percezione che è meglio mettere la Sony in zaino. Le mie percezioni non sbagliano mai, domanda di Alessia. È chiaro che non potevo filmare, però insomma, come ovviamente, giustamente, in tutte le grandi città c'è anche la zona, quella brutta, quei tossici, barboni, la gente un po' così, hai capito? Infatti io veramente sono una strega, dicevo che avevo il presentimento, proprio prima di entrare in quella strada, proprio mi sentivo, e infatti dopo, che pub fantastici comunque. Qui c'è una birreria. Una pimbriaga che cadra. Così dal nulla ovviamente piove, è classico. Ah cacchio, mi ero dimenticato di condividervi il senso dell'olfatto. Allora immaginate tutto quello che avete vissuto con l'onnipresente profumo di aglio e fish and chips che sarebbe pesce fritto, insomma, è frittura. Sono tanto combattuto. Farmi la serata qua o no, non so, da una parte lo vorrei come esperienza, dall'altra non ho voglia, magari la faccio ad era dove abitavo in Scozia. Piove, perfetto, bellissimo, il tipico di così veramente non si poteva fare. Senti, no, anche la sirena, no, bello anche gli effetti speciali, effetti audio, bellissimo. Arrivati, casa mia è dietro l'università, questa è l'università di Chester. C'è qua sto merda di oscurante, ragazzi, e se io veramente non so più cosa dire. Sai, in 4 ore di tempo si è allargato come il male e poi si ristringe e ritorna alla sua dimensione. Ovvio che arriva un po' vento, però immaginare nelle Highlands mi vola via, cioè veramente ogni volta centinaia di euro per comprare porcherie. Io veramente non lo so, sto zitto perché sennò divento cattivo. Guarda.
Una merda. Si fanno prodotti di merda, punto. Mamma mia, ho le gambe fradice, sono stonfo, che lavata. Il giubbotto della Kiwi ha tenuto alla grande, ci mancherebbe, ho preso apposta. Ma il resto, fioi, le gambe stonfe. Allora, intanto che penso a cosa fare stasera, me vesto da serata, esatto, guarda qua. I see a rector and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. Flowers and my love hope never to come back.